giorno molto particolare. Ho giudicato il camper, martedì vado a prenderlo, bellissimo, farà stracontento veramente. Sto già iniziando a preparare il tutto. Questo era il mio camper fino a poco tempo fa. È successo quello che temevo. Ho fatto il giro della casa a selezionare tutta la roba che dovevo portarmi e mi accorgo sempre di più di quante cose inutili ci si porta dietro. Vediamo che ho preso. Dunque, questo sarà il mio futuro porta giubbotto del camper. L'avevo preso per il salotto ma alla fine non l'ho mai montato. Pentola, io direi qua per la pasta, fagioli, via discorrendo. Questa antiaderente per le salse. Mi manca quella grande ma credo ne comprerò un'altra perché quella che ho io è troppo grande. Scatoline di plastica giustamente per il peso del camper, qua per metterci salsine e via discorrendo, dovrò prenderne un bel po'. Qua ho preso 2 posate, 2 coltelli, 3 cucchiaini di legno, l'infusore, spremiaglio, schiaccianoci, pelapatate, apribottiglie, mini grattugia ma me ne prenderò una un pochino più grande, imbuto, un tappabottiglia, delle mollette per chiudere i sacchetti, delle siringhe per farmi la droga della cica elettronica, moment, cuffie, filo interdentale, pinzetta, forbicetta, una lametta. Questo è il mio faro che uso per andare in bici a LED, dura 27 ore. Tenda, sacco a pelo, tutta da pioggia, asciugamano. Faccio anche un po' i conti non aver dimenticato qualcosa. L'amaca, come si dice, essenziale. Tenda qua ne ho messe 2, devo capire qual è quella giusta. Adesivi a strappo, non si sa mai. Nastro isolante, picchetti per la tenda, qualche ganzetto, occhiali da sole, ancora siringhe per la droga, carta igienica per il mio bel deretano, porta tablet che lo userò come navigatore, della carta, le formine del ghiaccio, il cardotech dei cani, lo zaino da campeggio che userò per fare la spesa. Ah, ecco, delle borse, le borse quelle dell'Eastpak adesso, me le uso come portaoggetti. I roller messi un attimo a deumidificare. Allora, ricapitolando, mamma mia che scuro, e che c'ho anche il neon a LED, porca miseria. Comunque, questa è la borsa che di solito uso, che non si sa mai, può essere sempre utile. Poi, questo qui lo tengo come portaoggetti. Questa qui la posso mettere dietro il sedile come portaoggetti e anche questa più grande, sempre come portaoggetti o appesa da qualche parte, mi farò un muro o qualcosa. Ecco che non dimentichiamo il ragnetto qua, il cavalletto. Ecco, questi portapenne mi piacerebbe tanto metterli, ma quando farò la scrivania. Per ora vediamo il computer quando avrò la scrivania. Qua tutta roba non mi serve, il lettore di schedine no, perché la chiavetta piccola non mi serve, questo non mi serve, questi non mi servono, il masterizzatore quando avrò il computer, le cuffie, ma per ora quelle piccoline, comunque le cuffie le userò quando avrò il computer, e qua tutta roba che non mi serve, e non mi serve un cazzo, a parte qualche libro che mi porterò chiaramente. Non so neanche se ha l'inverter il camper che ho preso, quello sarà sicuramente da montare, serve per caricare le cose con la presa 220, tipo questa qua, con la batteria del camper, quindi senza avere l'attacco esterno attaccato da qualche parte. Vabbè, quindi fino a quando non so quello, tutti gli accessori che necessitano quella presa li lascio qua. Bene, dai. E poi ci aggiungo la cuffietta, poi un solo costume, ma carino, l'asciugamano, pensavo questo qui che ha il furgone della Volkswagen, che bello, mentre questo era quello che avevo preso a Ibiza, ma preferisco, non lo so, forse preferisco questo, è che non 2. Ecco, vedi, questo è un casino. Oppure no, ecco, lo uso per asciugarmi in doccia. Ok, tutti e 2. Poi giustamente il cappellino. Scusa, ricapitoliamo. Se tu dovessi andare in giro
e trasferirti dentro una capanna, un camper o quant'altro, cioè cosa ti serve? Bicchieri addirittura ne ho presi 2, è vero, perché 2? Perché dici se ho ospiti gli offro da bere a qualcuno, giustamente. Piatti uno e uno, eventualmente stavo pensando poi di prendermi dei piatti di plastica nel caso di ospiti, sì, vaffanculo che sto là anche a lavare, no, via via. E per quanto riguarda il bagno ho preso il sapone, che di solito mi lavo col sapone perché spazzolini, dentifricio, il Cardotech del cane, le pentole, cazzo c'è tutto, la carta igienica, gli asciugamani per spiaggia, forse uno per le mani, ecco, un bel asciugamano da mani. Sì, mi dispiace se viene scuro qua perché poca luce, cioè la casa scura qua. Allora, che ho aggiunto? Vabbè, le scarpe, queste le avevo prese a Santa Cruz quella volta a 30 euro, sono ancora nuove. Qua, queste le userò come ciabatte, quindi sia come scarpe da scogli, fiume, come ciabatte. Poi giustamente ho preso un po' di canevacci e asciugamani, diciamo, per le mani da mettere in bagno e questo per la cucina perché è più ubriaco, così risparmi sull'alcol. Eccolo là, bellissimo, non mi ricordavo neanche di averlo. Per il momento non mi viene in mente nient'altro da prendere, proprio. Le presine avevo preso, eccole qua, anzi, queste che avevo preso ad Amsterdam sono un po' rovinate, vissute, però che cazzo, preferisco quelle che queste qua con la bandiera dell'America, che è un simbolo anche che mi sta in culo. Queste qua sì, erano carine, quasi, non lo so. Questi sui dubbi della vita, porca troia, che faccio? Perché le presine qui, vedi, starebbero meglio nel camper in legno. Sì, eccolo, sì, ciao, buongiorno, questo mi farà compagnia davanti. Volevo prendermi anche tutte le pendrive, tutte le penne, le matite, le gomme, tutta quella cosa di cancelleria che io ci tengo tanto, però no, aspetto di farmi la scrivania dentro al camper prima. Quando la scrivania mi trappano poi tutti i portapenne, me li metto fissi, sarà un bel lavoretto, sì, sarà un bel lavoretto. Questi dovrebbero essere i fiori di Bach, ma non mi ricordo se sono questi. Sì, di sicuro sono questi, siano il contagocce. Ok, casomai me li fumo nella sigaretta elettronica. Questo decisamente, ragazzi, decisamente. Perché vedi, avevo pensato anche di prendere, non si vede proprio un cazzo, è proprio buio, di prendere comunque un coperchio per la pentola, ma anche là usi il piatto, no? Si scalda il piatto, hai una cosa in meno da lavare, capisci quante cose inutili alla fine. Ecco cosa dimenticavo. Allora, spugnette, sgrassatore, basta, vedi, 50.000 prodotti alla fine, ne servono 2, cazzo, uno sgrassatore e il sapone per i piatti, basta. Ecco, sì, l'apri bottiglie, è anche bello questo, non devo prendere neanche un altro. La forbice, perché se c'è qualcosa che non mi piace lo ricompro, perché anche l'estetica ha la sua importanza. Sempre la paura che non ci sta la roba in camper, ma poi guarda, analizzi e dici, ma questi vasetti di ceramica non mi servono, il vassoietto non mi serve, il modellino non mi serve, le carte da uno alla fine non mi servono, le tartarughe ninja non mi servono, questa collanina sì mi serve, questa l'avevo presa in Scozia, bellissima, altri modellini non mi servono, la RAM di un vecchio portatile bruciata non mi servono, queste altre tartarughe, beh, queste ci penso, sono un ricordo di Glasgow, idem ai personaggi dei Simpson, probabilmente questo vecchio 486 non mi serve, il fischietto forse mi serve, questo può essere utile. Cazzarola, mi ha ciullato le orecchie, sì, questo mi serve, decisamente sì. Bene, cosa rimpiangerò della casa? Guarda, te lo dico già subito, ci ho pensato tanto. Allora, l'impianto stereo, il frigo, giustamente a comodità, il frigo era bello grande, quel congelatore bello grande, quello sì. Il fornelletto me lo porto dietro, la centrifuga qua no, l'ho usata 3 volte in un anno. Il gas c'era anche il camper, il lavandino c'era anche il camper.
La lavastoviglie non servirà più perché lavo la roba subito, come quando ero in Scozia. E quindi niente. Tutta questa roba qua non mi serve. Provo lo shaker, ma se vedi tutta la polvere che ha, cioè è lei che ti dice no, guarda, non ti serve, sai, lascialo pure lì, vai tranquillo. Invece ecco qua quello che mi serve, questa bellissima borraccia in alluminio che la uso anche per la bicicletta e per tenermi la roba in frigo, quella sì.